Prima edizione del DJ Contest, prima serata che apre appunto questa competizione, perché sarà una vera e propria competizione che porterà insomma un primo classificato e ad altri, e ci saranno dei premi chiaramente che sono stati sponsorizzati dalla Real Marina e dai Talcali. Che dire, io sono molto soddisfatta e per questo ringrazio il mio responsabile d'area, Pietro Caruana, che con me ha pensato di svecchiare un poco la piazza e di fare delle attività su misura dei ragazzi, e questo ne è un esempio. Questa sera la piazza è gremita di gente, c'è quello spirito sano di competizione che ci piace, dove insomma il talento sicuramente farà la differenza e dove ancora una volta Realmonte potrà dire: Realmonte c'è, sempre più nella via della bellezza. Per questo risultato ringrazio ovviamente il mio responsabile d'area Pietro Caruana, appunto, tutti i responsabili che sono anche direttori nelle loro attività, che sono Marco Gallo, Luciano Carrubba, Franco Di Salvo e Saldi Betta, oltre a tutti gli altri. Un ringraziamento particolare lo faccio all'ufficio Costa Bianca, capitanato dall'architetto Vella e dal geometra Cottone. Che dire, ancora una volta la squadra vince. Ringrazio ovviamente le forze dell'ordine, i vigili urbani e la collettività tutta, i cittadini che sono il nostro cuore pulsante. Ringrazio altresì i consiglieri, gli assessori, la giunta che è sempre presente, noi siamo una squadra, e in particolare voglio ringraziare il vicepresidente del Consiglio Pasquale Valenti, che devo dire mi ha dato una grande mano nella gestione delle attività amministrative, e un ragazzo insomma che si è speso per i ragazzi. Allora, primo DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi vuole essere un aprire ai giovani. Un progetto pilota che ci ha dato grandi soddisfazioni, grande partecipazione, grandi iscritti. Alcuni di questi già li abbiamo opzionati per l'anno prossimo per fare la seconda edizione. Prima selezione oggi, ciò significa il 6 agosto, il 4 settembre faremo la finale che si svolgerà tra 5 ragazzi, tutti emergenti in questo mondo. Cosa vogliamo fare a Realmonte? Vogliamo una volta per tutte aprire ai giovani. Far capire che venire qua non significa solo la nostra grande Scala dei Turchi, ma trovare un divertimento e un modo per distrarsi.